Questo risultato ha colpito molto, ovviamente tutti, anche perché fino a ieri sera si pensava che vincessero i Remain, invece stamattina ha colpito tutti la notizia che effettivamente col 52% hanno vinto i Leave. Sinceramente io parlo da euroscettico perché molte nazioni, vedi Grecia, vedi Italia, vedi Spagna e altre ancora, specialmente quelle della fascia mediterranea, da quando si è unita l'Europa hanno perso molto. Le economie sono andate distruggendosi, la crisi è nata secondo me dagli studi che ho fatto da tempo anche a causa di questo, vedi euro, quindi zona euro, vedi anche entrare nel circolo dell'euro, dell'Europa Unita. E mi aveva colpito anche quello che aveva provato a fare la Grecia, che nonostante avesse fatto un referendum alla fine non è riuscita a uscire dall'euro. E quindi io vedo questa operazione che è successa ieri una vittoria per gli euroscettici e una vittoria per un'Europa unita che alla fine non funziona. I dati sono quelli e vedremo come andrà, perché l'uscita dall'euro a quanto pare non è stata neanche definita in nessun documento, quindi sarà un grosso problema e vedremo alla fine chi avrà ragione solamente col tempo.